Il PDL aveva promesso rinnovamento, saranno ora gli elettori a giudicare. A guidare le due liste alla Camera in Veneto sono gli ex ministri Galan e Brunetta, al Senato l'ex premier Berlusconi. Nelle primissime posizioni, uno per lista, c'è il collegio legale, diciamo così, del leader, gli avvocati padovani Ghedini e Longo più il collega bellunese Paniz. Per loro il posto è sicuro. Seguono quasi tutti i segretari locali del partito e alcune riconferme, anche tra chi ha già dalle 4 alle 5 legislature, come Casellati e Sacconi. Veniamo agli esclusi. Il trevisano Maurizio Castro saluta e ringrazia via Twitter. Il padovano Filippo Ascerto mastica sconcertato il fedele sigaro. Un suo parere sulla lista PDL, abbastanza regionale, premiati gli avvocati di Berlusconi? Pare di sì. Puntini sospensivi. Ho pagato con l'esclusione colpe di altri che hanno tradito, nonostante, ricorda Ascerto, la mia fedeltà al partito e il mio impegno per la sicurezza a Padova. La provincia euganea è molto rappresentata nelle liste PDL. Rimane in corsa per il Senato l'avvocato Elisabetta Alberti Casellati, 5 legislature e già sottosegretario alla giustizia. La volta scorsa ero seconda, questa volta sono settima, anche se sono sesta, nel senso che Berlusconi poi sceglierà altra regione, così mi hanno detto, e quindi dovrei avere un posto, tra virgolette, sicuro, perché siamo certi di vincere con la coalizione. Davanti alla Casellati, nella lista del Senato, c'è il segretario padovano del PDL Marco Marin. L'ex olimpionico di Scherma dice che le liste venete del partito sono molto competitive. Suo obiettivo far votare il centrodestra ai giovani. Comunicare ai giovani che noi vogliamo cambiare davvero questo paese e che chi vota qualcosa di diverso vota Bersani. La partita è fra Berlusconi e Bersani, questo è lo scontro. Noi siamo il polo moderato e quindi vogliamo dire agli italiani che l'Italia secondo noi è un paese moderato di centrodestra.